Oggi esprimeremo le nostre emozioni su questo libro di avventura scritto da Roald Dahl. Non riusciamo a credere che un semplice libro sia riuscito a farci provare le stesse emozioni. Per l'inizio abbiamo provato paura, ma allo stesso tempo meraviglia nel momento in cui il GGG, il grande gigante gentile, ha rapito la bambina. Paura perché non potevamo sapere cosa poteva succedere e meraviglia per il semplice motivo che un gigante non era mai esistito e per la curiosità di sapere dove la portasse. Per lo svolgimento abbiamo provato noia perché era il momento in cui spiegava la storia del Gigi ed era davvero noioso, però d'altronde era abbastanza affascinante sapere che lui non era un gigante come gli altri, era gentile e per lo più non seguiva la massa mangiando umani. Lui era vegetariano, anche se a primo impatto sembrava un mostro come tutti gli altri. Il finale invece però era affascinante, adorabile, era pieno di fantasia, non ti saresti mai immaginato che finisse così. Per quello lo consiglio a moltissime persone.